Bentornati al nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Una grande allerta annunciata sul nord Italia proprio per l'arrivo di forti temporali violenti, anche perché nella giornata di mercoledì si rischierà su gran parte della Valpadana, soprattutto quella centro-orientale, e adesso andiamo a vedere un po' nel dettaglio. Come possiamo vedere in questi giorni persiste questo ciclone sulla Gran Bretagna che continua a inviare delle correnti un po' più fresche di matrice ovviamente atlantica. Saranno correnti umide che continuano da giorni a insistere sul nord Italia e già hanno portato delle precipitazioni e dei forti temporali nella giornata di martedì, soprattutto al nord-est, soprattutto sul Veneto e sul Trentino. Intanto qualche temporale si è anche presentato localmente sulle regioni meridionali, e questo insomma verrà pilotato da questa massa di aria calda che, come vedete, in questi giorni insiste al sud Italia in modo particolare, dove tocchiamo anche picchi fino a 36 gradi nella giornata di mercoledì. E questo sarà importante perché al nord le questioni saranno ben diverse, quindi avremo un calo delle temperature dovuto all'ingresso di correnti un po' più fresche e umide occidentali di matrice atlantica. Infatti vedete che queste correnti fresche e instabili dovute a questo ciclone riusciranno a rabbracciare praticamente tutto quanto il nord. Scenderanno dei flussi nord-occidentali soprattutto dalla serata di mercoledì, quando si avrà l'innesco tra il pomeriggio e la serata di forti temporali non solo sulle Alpi e sulle Prealpi, ma anche verso le pianure centro-orientali, compresa la Lombardia, il Veneto e il Friuli. Queste le aree più favorite e soggette al rischio di fenomeni estremi. Infatti lanciamo un'allerta subito perché c'è dell'energia che viene valutata da gran parte dei modelli, e l'abbiamo anche valutata noi stessi per guardare un po' nel dettaglio, il che perché risulta sufficientemente oltre i 2000 joule su chilogrammo, e tra l'altro anche il DLS, il wind share dei potenziali che vanno a favorire lo sviluppo di supercelle, è piuttosto elevato. Infatti su queste aree in rosso sussiste proprio un'allerta proprio per le potenziali supercelle, e quindi anche il rischio di locali tornado, soprattutto sul Veneto centro-orientale e sulla Lombardia orientale. Qui sussiste il rischio di quindi un'apparizione di tornado. Ci sono dei valori quindi piuttosto elevati dovuto anche all'irraggiamento diurno, ricordiamo, e soprattutto anche alla disposizione della ventilazione inizialmente, che da sud-occidentale poi tenderà a ruotare entro la serata, portando quindi l'ingresso di venti un po' più freschi. E quindi con l'associato calo delle temperature guardiamo proprio le precipitazioni nella mattinata possibili, proprio come possiamo vedere nottata mattinata sull'Alto Veneto, quindi questi settori più evidenti dalle precipitazioni. E poi attenzione perché proprio tra il pomeriggio, salvo qualche locale piovasco o rovescio sulle Prealpi e sulle Dolomiti, dal pomeriggio ecco quindi che si avrà lo sviluppo di multicelle e molto probabilmente anche, come abbiamo detto prima, delle supercelle, quindi dei temporali mesociclonici con l'annessa a rotazione e la possibile quindi sviluppo di tornado. Queste aree più soggette, come possiamo vedere, anche il Basso Veneto riuscirà a vedere delle precipitazioni, così come anche sulla Bassa Lombardia, con possibili sconfinamenti entro la serata anche sul Ferrarese non escluso. E su queste zone quindi ci sarà il rischio maggiore di temporali accompagnati da grandinate oltre 4 cm, ricordiamo, ovviamente in forma locale, però ci saranno delle precipitazioni importanti quando poi nella giornata di giovedì lo spostamento quindi di questa depressione, che andrà a concentrarsi sul nord-est dell'Europa, favorirà degli ultimi fenomeni solamente sui Balcani. Il nord Italia, così come comunque gran parte dell'Italia, non verrà interessato quindi da dei fenomeni, salvo nella giornata di giovedì qualche possibile precipitazione sul settore centrale, ma in genere altrove sarà molto stabile, con il caldo che comunque diminuirà rispetto ai giorni precedenti, perché come possiamo vedere, se non dei picchi ancora oltre sulla Sicilia, perché qui il caldo invece riuscirà a resistere, saremo tra i 33 e i 35 gradi sulle regioni del sud Italia, dove qui il caldo continuerà abbastanza a persistere. Diversamente, con la spinta nord-occidentale riusciranno a calare decisamente le temperature al nord e anche su parte del centro, però come vedete i valori termici al nord da giovedì, specialmente giovedì, la giornata più fresca, e in parte anche venerdì,
risulteranno essere in media con il periodo, salvo poi nel weekend assistere, come vedete, a un notevole rialzo delle temperature con l'espansione e un possibile blocco anticiclonico che si andrà a strutturare proprio sulla Inghilterra. Quindi abbiamo avuto lo sviluppo di questo profondo ciclone con instabilità anche su queste zone e l'invio quindi di fronti instabili anche sul nord Italia. Proprio nel weekend tornerà a cambiare completamente lo scenario e quindi potrebbe tornare quello che è il classico blocco ad omega e una possibile permanenza quindi di questa ondata di caldo che potrebbe richiamare quindi nuovamente dei venti meridionali dal Nord Africa, dove qui il caldo è veramente molto intenso. Ne riparleremo, continuate come sempre a seguirci.